Salve a tutti, bentornati in un nuovo video. Quest'oggi vi farò vedere uno dei sentieri più iconici e conosciuti dei miei colli berici. E adesso partiamo. Io mi trovo a Mossano, farò il sentiero segnalato con l'81 e adesso vi mostro un po' che cosa succede. Camminare nei colli berici senza dubbio è rigenerante, c'è una tranquillità e si sta veramente bene. Questa mattina sono partito che erano 0 gradi, meno 1 forse, ma adesso vi dico che ho anche caldo perché la prima parte del percorso è abbastanza in salita e si fa sentire, però è tranquillamente fattibile da chiunque. Ricordo che la prima volta che l'ho fatta avevo un paio di scarpe da ginnastica normalissime e un paio di jeans, non ero attrezzato per il trekking e l'ho fatta lo stesso. Adesso sto andando al doppio della velocità di allora, ma è sempre bello, è sempre emozionante la magia dei colli berici. Ad un certo punto il sentiero 81 si collega con l'Alta Via dei Berici. Altra bella impresa che mi piacerebbe fare è un anello intorno a tutti i miei colli, ma è impegnativo nel senso che sono sui 160 km, mi sembra di ricordare, però se uno avesse voglia sa che c'è anche l'Alta Via dei Berici da percorrere. Adesso sto proseguendo nell'81, pare che stia quasi per piovere, anzi sta piovendo e io me la godo tutta ugualmente.
parlo di magia dei Colli Iberici mi riferisco al fatto che quando sono qui a camminare sono a pochi chilometri dalla città, ma in realtà mi sembra di essere in un'altra dimensione, in un altro mondo, in un'altra situazione. E camminare fa bene sicuramente, però quando hai la fortuna di avere dei colli così suggestivi, allora diventa veramente un piacere. Cosa singolare da raccontarvi dei Colli Iberici è che si pensa siano di origine marina, tant'è che sono stati ritrovati dei fossili di molluschi e di altre creature marine, quindi centinaia di milioni di anni fa, e qui c'era il mare che ha dato vita sia ai colli e a tutta la pianura circostante. Spesso con il panorama che si vede da qui vedo che tanti escursionisti della zona fanno delle foto, perché da qui si vedrebbe l'orizzonte ed oltre, Colli Euganei e via dicendo, però troppo facile. Io oggi vengo col brutto tempo perché è più divertente. Infatti laggiù, non so se riuscite a vedere, si possono scorgere tra le nuvole Colli Euganei. Sì, insomma, questo è uno dei posti più caratteristici dei miei colli. Il sentiero numero 81 è segnalato molto bene e nonostante le brutte giornate si trovano delle persone che stanno camminando. Ho appena trovato due camminatori, a quanto pare padre e figlio, il che significa che c'è ancora qualcuno che resiste e che non ha paura del brutto tempo. Pensavo di essere l'unico matto che questa mattina si metteva a camminare, però vedo che con piacere non sono l'unico. Allora, da dire anche che i Colli Iberici sono un sito di importanza comunitaria riconosciuto dalla comunità europea e zona da salvaguardare, anche perché è habitat naturale di estrema importanza. Questo bivio, per tornare verso Mossano, dovrei proseguire di qua per l'81, ma siccome piove e mi sono fatto prendere dalle voglie, adesso vado sull'85 e poi mi ricongiungerò più avanti. Vediamo cosa succede. Avevo voglia di camminare e quindi adesso gambe in spalla e si va. Scendendo dall'84 mi ritrovo in quel di Nanto e adesso gambe in spalla, che da Nanto a Mossano è una bella passeggiatina. No, allora scendendo ho sentito veramente le gambe girare bene. Sono
contento di non essere sceso subito dall'81 ma averlo allungato, perché così porto a casa un po' più del chilometraggio che avevo previsto per oggi, e quando si fa qualcosa in più la soddisfazione è doppia. Allora qui a Nanto, sulla strada che dal paese andrebbe a Mossano, ho preso quel sentiero che si chiama Cava Grassi e adesso sto camminando nel tipico paesaggio collinare della zona in mezzo agli ulivi per ritornare verso Mossano, appunto. Bene, mi sono ricongiunto col sentiero 81. Diciamo che quella variazione lì è stata un bel allenamento, una bella ripetuta su una salita impegnativa, e devo dire che, visto che le gambe girano, sono stato anche contento di farla. Ma adesso proseguo di qua e vediamo se mi viene voglia di fare qualche variazione sul tema ulteriormente o se me ne ritorno alla macchina. Vediamo un po'. E infatti eccomi qui di nuovo, variazione sul tema. Adesso vi porto alla grotta di San Bernardino, altro spot qui nella zona di Mossano. Eccoci qua, grotta di San Bernardino, forse uno dei più antichi siti archeologici dei Colli Iberici, risalente a 200.000 anni fa. Addirittura tracce dell'uomo di Neanderthal sono state trovate qui. Posto carico di energia, intenso veramente, immerso in mezzo ai colli, e devo dire che quello che spero che si evinca da questo video è proprio l'energia che traspare da questi colli. Io qui mi sono sempre allenato negli ultimi periodi, qui è dove faccio veramente ogni volta il pieno di salute, ed è anche dove sento di essermi salvato in questi 2 anni di reclusione, insomma. Quindi un grande comprensorio, vastissimo, la possibilità di sentirmi in unione con la natura, in comunione con questi posti
che sono praticamente la mia casa, e spero veramente che con questo video vi sia arrivato tutta l'energia, l'entusiasmo, lo stimolo di venire qui a visitare questi posti. Se avete piacere contattatemi anche per fare solamente un giro, una sgambata così, ma veramente io vi consiglio di cuore, anche chi non è della zona, di venire qui e proprio gustarsi questo territorio. Allora sapete che ogni tanto mi piace dare le mie massime, no? E adesso mi sembra giusto, nella fase di ritorno di questo sentiero, niente, io come vi dicevo qui nei miei Colli Iberici mi sento molto radicato, sento questa sorta di energia che scorre, quindi volevo dirvi che siate voi stessi la vostra terra, siate voi stessi diffusori di energia, siate voi stessi il vento del cambiamento, perché guardate che ce la possiamo fare, possiamo sovvertire questo paradigma che ci abbruttisce tutti. Quindi ecco, questo è l'augurio e l'invito che faccio a tutti quanti voi prima di chiudere il video fra poco. Molto bene, quindi davanti alla chiesa di Mossano si conclude questo giro ad anello, il numero 81. Vi ho fatto vedere anche delle piccole variazioni con l'85 e poi alle grotte di San Bernardino. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato voglia di venire a camminare nei Colli Iberici, e spero che mettiate i like, spero che qualche commento vi avanzi. Vi ringrazio per chi supporta e chi sostiene. Ho visto che gli ultimi video stanno andando particolarmente bene, vi ringrazio tutti e seguitemi nei social, e da qui vi saluto e ci sentiamo al prossimo giro. Ciao ciao.